se ne va una pietra miliare per il calcio italiano, quel calcio di un tempo, quel calcio che non c'è più. È morto Pietro Anastasi, aveva 71 anni, si è spento venerdì dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Indubbiamente Anastasi è stato uno dei migliori attaccanti degli anni 70. Siciliano di nascita, era brevilineo ma esplosivo e molto bravo anche in acrobazia. Esplose nel Varese nella seconda metà degli anni 60, attirando le attenzioni dei migliori club italiani. La spuntò la Juventus nel 68, strappandolo all'Inter, e su di lui investì 650 milioni, cifra notevole all'epoca. Il rapporto con la signora durerà 8 stagioni arricchite da 3 scudetti, ma si logorerà nella parte finale, tanto che la società lo scambia con Roberto Buoninsegna nell'estate del 76. Sull'asse Juve-Inter si concretizzano operazioni di mercato che riempie le prime pagine dell'epoca. Anastasi non ripete i fasti bianconeri all'Inter, ma alza comunque la Coppa Italia del 78 prima di chiudere la carriera appunto tra Ascoli e Lugano. Campione europeo con l'Italia nel 68, in azzurro ha collezionato 25 presenze e 8 reti in nazionale. Dopo il ritiro è stato allenatore delle giovanili per un breve periodo e poi commentatore televisivo. Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di De Sisti, Anastasi ha raddoppiato. Fantastico il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. Guardate il tiro al volo di Anastasi, splendido, imprendibile. Il 7 aprile del 1948 nasce a Catania Pietro Anastasi, uno dei protagonisti del trionfo azzurro agli europei del 68. È suo infatti il gol del 2-0 nella finalissima contro la Jugoslavia, che consente alla nazionale italiana di conquistare il primo ed unico titolo europeo della storia. Un gol che arriva esattamente 2 giorni dopo il suo debutto con la maglia azzurra. Ribattezzato dai tifosi della Juventus il Pelé bianco, il centravanti siciliano non è però assistito dalla buona sorte in occasione dei mondiali. Dopo aver saltato la rassegna intercontinentale del 70 per un banale infortunio, partecipa anche alla sfortunata spedizione italiana nella Coppa del Mondo in Germania, lasciando comunque il segno nel primo match contro Haiti. Dopo aver totalizzato 8 reti e 25 presenze, il 26 ottobre del 1975 disputa la sua ultima partita con la maglia azzurra, quella maglia che senza dubbio gli ha probabilmente regalato la gioia più grande della sua carriera professionistica. Pietro, lei che gioca sempre a Torino, ha mai sentito un tifo simile per la nazionale? Per la nazionale, ma questa è la prima volta. Torino veramente meraviglioso.